Buongiorno, Focus, bollettino cultura erbacee, aggiornamento. Aggiornamento che riguarderà ancora la problematica delle micotossine nella granella di mais, in quanto la situazione che stiamo affrontando è effettivamente difficile. Il modello previsionale continua a prevedere un rischio alto, molto alto, di presenza di micotossine nella granella di mais, particolarmente aflatossine, dovuto alla situazione climatica durante lo sviluppo del mais. A questo rischio climatico si associano anche altri rischi, particolarmente il rischio di stress idrico. Se la coltura ha subito un forte stress idrico, carenza d'acqua, vi è un rischio più elevato di trovare valori elevati di micotossine, particolarmente aflatossine. Anche la Direzione Prevenzione e Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione del Veneto ha segnalato questo rischio, con particolare riferimento anche al rischio di avere aflatossine, di poter trovare aflatossine nel latte, e quindi ha allertato tutti gli attori delle filiere e ha anche dato indicazioni per ridurre questo rischio. Queste indicazioni sono state date anche in più puntate attraverso il nostro bollettino culture erbacee: raccogliere presto, fare dei test in campo a partire dagli appezzamenti dove lo stress è stato maggiore, evitare di rompere la granella, quindi regolare la mietitebbia, separare le partite in caso di presenza elevata, pulire al massimo. Leggete con attenzione i bollettini che sono già stati emessi con tutte le indicazioni. Li potete trovare sul sito di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org, bollettino culture erbacee, oppure potete chiedere di ricevere i bollettini scrivendo a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org. Attenzione, attenzione nelle raccolte, leggete e seguite le istruzioni per quanto possibile. Alla prossima!